oggi la presentazione ufficiale della quarta stagione del teatro che si svolge al Circolo Empedocleo, un appuntamento che è iniziato in sordina e che anno dopo anno è sempre cresciuto. Presidente. Sì, anche quest'anno il Consiglio ha dato via libera sulla scorta anche dei risultati degli anni precedenti, ha dato il via libera alla quarta stagione del Teatro da Camera che inizierà quest'anno il 15 novembre con uno spettacolo molto leggero e molto simpatico. Poi la stagione comprende 7 spettacoli più uno. Si concluderà a fine maggio con 2 spettacoli che sono diametralmente opposti ma sono al contempo simpatici, che sono La vedova allegra tra teatro e musica e Io scrivo la vita di Giovanna Messina. Sì, grazie per la vostra presenza. È la quarta stagione molto impegnativa, sono 7 spettacoli che partono proprio il 15 novembre e si conclude a maggio con tanti spettacoli di vario genere, dagli spettacoli leggeri, varietà, gran varietà, e ancora lo spettacolo di Natale. Poi uno spettacolo leggero bellissimo, con un testo formidabile di Aldo De Benedetti e 2 dozzine di rose scarlatte, poi 3 testi importanti, La signora Collins di Tennessee Williams, Così si vi pare di Pirandello e La voce umana di Jean Cocteau, che in particolare questi tre testi danno una linea di conduzione dell'essere donna nei diversi autori, da Williams a Così si vi pare e La voce umana. Una conclusione molto bella e anche festosa, La vedova allegra in una forma teatrale con canti e musiche. Quindi l'appuntamento per la prima serata è il 15 di novembre con varietà, uno spettacolo godibilissimo.